I camion militari che sfilavano per le città di Bergamo contenenti le bare dei morti per... Ricorderete sicuramente tutti voi quelle scene che ebbero sin dall'inizio un unico scopo: incutere timore nella popolazione, diffondere la paura. Pochi giorni fa in commissione parlamentare d'inchiesta Antonio Porto, il segretario generale nazionale del sindacato di polizia OSA, ha dichiarato che quei camion contenevano una bara per mezzo. Allora la commissione parlamentare d'inchiesta dovrebbe far luce non soltanto sul numero di bare contenute in questi mezzi militari, ma anche sul perché arrivarono e furono fatti sfilare dei mezzi militari, per quale motivo, gli istituti deputati alle onoranze funebri, le pompe funebri furono chiuse, impedite, no, di lavorare, fu impedito a loro di lavorare. Ci sono delle dichiarazioni sui social network di persone che dichiarano questo. Ebbene, si dovrebbe far luce a 360 gradi e capire perché furono fatti sfilare quei mezzi e perché le bare non furono invece accolte in normali mezzi. Per quale motivo furono spinti mezzi militari a sfilare per la città di Bergamo contenenti poi una bara, quando quei mezzi ne potevano contenere molto di più? Per quale motivo era necessario fare quella ignobile processione che ebbe soltanto uno scopo: incutere timore, paura nella popolazione? Capolinea è l'ultima fermata della libera informazione.